Non è uno scontro fra la montagna gelosa della sua acqua e la pianura assetata, è una narrazione sbagliata. Dal palco il presidente della provincia Roberto Padrin puntualizza: la gestione della risorsa idrica è un affare estremamente complicato che non può essere trattato con superficialità. Sono da poco passate le 15 e già in centinaia si sono assiepati davanti al palco allestito nella piazza di Lamon davanti al municipio per riaffermare la contrarietà delle comunità e delle istituzioni bellunesi e trentine al progetto della diga del Vanoi. È il grande giorno, tanta gente, tante rappresentanze di tutte le componenti della società civile. Noi sappiamo che c'è la possibilità da parte del Consorzio di Bonifica di accedere a un finanziamento importante. Quello che vogliamo impedire è che si arrivi a quel momento. Consorzio Brenta che continua a rispondere picche alla reiterata richiesta di un incontro pubblico inviato dalla provincia di Belluno. Il nostro è un no incondizionato per motivi chiari, validi. Questa operazione non doveva neanche partire visto che ci troviamo in un'area P4 che quindi ha dei rischi idrogeologici insormontabili. 5 ottobre 2024, 4 giorni esatti dall'anniversario del disastro del Vajont, il cui ricordo riecheggia lugubre a Lamon. Qui siamo a dire basta e a ricordare le parole di Tina Merlin quando dopo il Vajont disse: non è più ora di piangere, è ora di imparare. Crediamo che dopo 60 anni la lezione dovrebbe essere assolutamente acquisita. Quasi 8.000 le firme raccolte dai comitati che intendono organizzarsi con una carovana per consegnare le sottoscrizioni alla Regione Veneto. In piazza i rappresentanti della politica nazionale, regionale e bellunese. Noi dobbiamo tenere duro, lottare e cercare di contribuire anche nel corso dei dibattiti pubblici, in occasione dei momenti istituzionali, ad approfondire l'argomento. Il centrodestra, la maggioranza si esprimerà in modo contrario, secondo lei arriverà quel momento? Ma io credo che prima o poi si dovrà arrivare a una conclusione. È chiaro che chi rappresenta i territori che più avranno a beneficiare da questo, speriamo, mai realizzato progetto, sarà difficile convincerli a votare contro, però un po' alla volta stiamo cercando di lavorare per sensibilizzare tutti quanti gli altri colleghi che magari sono meno interessati. Zaia dice aspetta il parere dei tecnici, ma il parere dei tecnici è molto chiaro ed è stato scritto il 17 di luglio con una lettera dell'ingegnere Artico. Quella lettera parla chiaramente e dice che finché non c'è il rischio zero, la diga del Vanoi non può essere fatta. Oggi è una giornata importante per la questione della diga del Vanoi, perché dobbiamo ribadire che il territorio è assolutamente contrario e deve capirlo soprattutto un ente. Quest'ente è evidentemente la Regione del Veneto. Un progetto contrastato dalle più note associazioni ambientaliste nel pomeriggio a Lamon assieme alla rappresentanza della rete studenti medi. Si tratta di un'imposizione non condivisa dai punti di vista istituzionali. In secondo luogo, questo progetto non ha valutato minimamente le conseguenze anche sociali, immaginiamoci quelle ambientali. Quanto vi spaventa questo progetto? Beh, tanto, su diversi fronti. Intanto è, come spesso succede, una decisione calata dall'alto, ma è anche per la costruzione proprio, è un grandissimo impatto sul nostro territorio, su ecosistemi del territorio e potrebbero esserci conseguenze catastrofiche per persone che abitano proprio nella nostra provincia.